Marco, capitolo 1, dal 16 al 20. Per i nostri ragazzi, i nostri adolescenti, l'hashtag di questa mattina è piani preparati. Mentre passava lungo il mare di Galilea, egli vide Simone e Andrea, fratello di Simone, che gettavano la rete in mare, perché erano pescatori. Gesù disse loro: seguitemi, e io farò di voi dei pescatori di uomini. Essi, lasciate subito le reti, lo seguirono. Poi, andando un po' più oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, che anch'essi in barca rassettavano le reti. E subito li chiamò, ed essi, lasciato Zebedeo loro padre nella barca con gli operai, se ne andarono dietro a lui. Signore, parla al nostro cuore del tuo piano meraviglioso per noi, Signore, perché possiamo considerare l'amore grande che hai per ciascuno di noi, Signore. Signore, incoraggia, Signore, fortifica, Signore, risveglia, Signore, salva per mezzo della tua parola vivificata dal tuo Spirito, Signore. E abbi pietà di me, Signore, perché io possa parlare di quello che tu vuoi, Signore. Signore, purifica il mio cuore, purifica le mie labbra, apri la mia mente, riempimi di Spirito Santo. Ho bisogno di te, oh Signore. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Accomodatevi. Questa storia che conosciamo è probabilmente nella storia cronologica di Gesù, nel suo mandato terreno, un po' prima del passo che nelle ultime settimane il Signore ci sta indicando così tante volte, quello di Luca 5, della pesca miracolosa, un po' prima, quando il Signore, che si trova in Galilea, incontra Simone, Andrea, che probabilmente aveva già conosciuto prima, quando Andrea probabilmente era un discepolo di Giovanni il Battista, gli aveva chiesto in quella giornata dove abiti, ed era stata una giornata con il Signore, e Giovanni anche. Quindi sono conoscenze ancora superficiali, ma a un certo punto il Signore decide di prendere l'iniziativa e fa un invito. E quando invita Pietro, Andrea, e noi possiamo per deduzione estendere le parole che disse a questi due anche agli altri due, a Giacomo e a Giovanni, quando li chiama, dice subito loro che ha già le idee chiare riguardo alla vita di Simon Pietro, alla vita di Andrea. Andrea è il prototipo dell'evangelista, colui che prende le persone e le accompagna a Cristo. Ha già le idee chiare sulla vita di Giacomo e di Giovanni, e lo dice subito, svela subito il finale, perché deve far sapere a questi uomini che Dio ha un piano, e dice: seguitemi. Non dice: seguitemi e vedrò quello che devo fare di voi. No, dice: seguitemi e io farò di voi dei pescatori di uomini. Piano già pronto, piano già preparato, piano chiaro per questi uomini. Una delle cose più strabilianti della vita col Signore, e questo lo dico a quanti non si sono arresi al Signore, una delle cose più incredibili è scoprire che il Signore ha un piano per ciascuno di noi. Ha qualcosa di già pronto, preparato, previsto per noi. E questo ci dice che noi siamo così importanti per il Signore che Egli pensava a noi prima ancora che noi pensassimo a Lui. Che Lui ha preparato qualcosa per noi prima ancora che noi avessimo anche solo fatto un passo verso di Lui. Aveva già
pensato alla nostra vita, già un progetto per noi. Uno potrebbe dire: questo mi spaventa, non mi sento tanto libero. Non è così. Sapere che qualcuno aveva già un piano pronto per noi ci parla di un grande amore, di un amore incontenibile. Pensate ad Alessio e Eliana, che stanno preparando qualcosa per loro figlio. Funziona così. I futuri genitori, quando nel grembo cresce un bambino, non stanno con le mani in mano, non dicono: quando nascerà vediamo cosa dobbiamo fare. Per l'amore che già provano per quel bimbo che ancora non vedono, se sanno già qual è il sesso, comprano tutte le cose o azzurre o rosa, ma preparano già tutto, preparano uno spazio, preparano gli accessori. Perché? Perché quando arriverà quel bambino sia già tutto pronto, ci sia già un piano pronto. Sapere che Dio ha pensato a noi, sapere che c'è un piano per la nostra vita, ci deve emozionare riguardo a quello che Dio prova per noi. Siamo amati dal Signore, siamo preziosi per il Signore. Egli sa cosa deve fare con noi, perché ci ama in un modo meraviglioso. Io farò di voi dei pescatori di uomini. Ho già preparato il piano per voi, so già dove andrete, so già cosa farete, so già cosa voglio fare di voi e con voi. Ho già pensato a voi, prima ancora di parlarvi, tutto mi era chiaro. Gloria a Dio. La parola è piena di questi esempi. Quando il Signore incontrò Natanaele, gli disse: tu vedrai cose maggiori di queste. Lo so già, le ho già preparate per te. Non ti devi stupire, tu vedrai delle cose che non ti potrai spiegare, vedrai gli angeli di Dio salire e scendere davanti a te, davanti all'opera del Signore. Ancora ai discepoli disse: io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. E uno potrebbe dire: ah, ma qui il Signore forse non sa cosa sta accadendo. No, lo sa. Tant'è vero che dice: io vi mando come pecore in mezzo ai lupi, ma sappiate che quando vi troverete davanti ai tribunali, davanti ai nemici, davanti agli oppositori, non vi dovete preoccupare, perché ho preparato un piano e ho preparato tutto quello che voi dovrete dire, e vi sarà dato quello che voi dovrete dire per mezzo dello Spirito Santo, perché il mio piano è che voi andiate. Ancora il Vangelo di Marco si conclude dicendo: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo a ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Questo è quello che io ho previsto per voi. Ancora il Signore disse ad Anania riguardo a Paolo, a Saulo da Tarso: vai a casa di quest'uomo e incontra questo Saulo e non ti preoccupare, perché egli è uno strumento che io ho scelto per portare il Vangelo alle nazioni. Ancora a Geremia il Signore dice: prima che uscissi dal grembo di tua madre, io ti ho consacrato. Noi dobbiamo scoprire che c'è un piano per noi. Per ognuno di noi Dio ha un piano, perché siamo amati. Uno potrebbe dire: questa è una parola per i credenti. No, la scoperta la deve fare piuttosto chi non ha accettato Gesù. Deve scoprire che il Signore ci ama così tanto che ci vuole introdurre nel suo piano meraviglioso. Alleluia, perché siamo amati. Seguitemi e io farò di voi dei pescatori di uomini. Non dobbiamo soltanto scoprire questo piano, ma dobbiamo conoscere qual è il piano. Uno dice: sì, voglio sapere che cosa ha serbato Dio per me. Mi farà questo, mi farà quello, mi farà diventare questo, io raggiungerò grandi traguardi, io diventerò cose per suscitare poi l'invidia degli altri. Qual è il piano di Dio? Abbiamo cantato prima che abbiamo un Dio grande. Abbiamo citato il Salmo che dice che Dio fa cose grandi. Adolescenti, anche se siete un po' stanchi e assonnati,
voglio dire a voi in modo particolare che Dio ha un piano grande. Per ciascuno di noi Dio prevede un piano grande. Perché, se mi permettete questa licenza poetica, c'è una cosa che Dio non è capace di fare: le cose piccole. Dio fa cose grandi. Amen. Tutto quello che Dio fa è grande. Anche quando il dettaglio ci sembra minimo, noi lo guardiamo, vediamo la mano di Dio e diciamo altro che minimo. Dio fa cose grandi. La scienza stessa continua a stupirsi della perfezione, del microscopico. Quello che tante volte noi ignoriamo e superficialmente banalizziamo è meraviglioso. Non c'è niente che il Signore faccia che sia piccolo. Dio è grande e fa cose grandi. E il piano che Dio ha in serbo per noi è un piano grande. Quel piano dentro cui Lui ci chiama non è un piano fine a se stesso. Non è un piano che prevede la nostra singola vita al centro. Dio ha un piano grande per me. Da quando mi ha salvato mi fa andare bene tutto, mi fa stare bene, mi fa stare in pace, mi asseconda nelle cose che voglio. Non è questo il piano di Dio. Ha a che fare con la nostra vita soltanto minimamente. Riguardo alla nostra salvezza, ci salva. Il piano di Dio per noi prevede la salvezza, prevede che la nostra anima sia perdonata e noi entriamo nella vita eterna. Ma la nostra salvezza è una parte del piano di Dio, nel quale Lui ci vuole introdurre. E questo piano è più grande di noi, è molto più grande di noi, e prevede cose che noi non immaginiamo. È il piano, è il progetto più importante che ci sia. Il piano di Dio per noi non è un piano tra i tanti, è il più importante, è la cosa più importante. Tra le cose importanti della vita, tra le cose importanti della società, tra le cose importanti del mondo e della storia, il piano di Dio è il più importante. Ha a che fare con le cose più importanti, ha a che fare con la salvezza, ascoltate, e qualcuno quando mi sentirà dire questo dirà, è troppo grande, ha a che fare con la salvezza dell'umanità. No, troppo, parole grandi, ti riempi la bocca. E che cos'è la salvezza dell'umanità? Cosa siamo noi? In una piccola cittadina, di una piccola regione, di una nazione che non è neanche tanto estesa, la salvezza dell'umanità. Sì, il piano di Dio è il più importante che ci sia. Ha a che fare con la cosa più importante che ci sia, la salvezza dell'umanità. È il piano di Dio per me e per voi. Ha a che fare con la salvezza dell'umanità. Non c'è niente di più grande. Forse non c'è niente che ci lasci così umili, così con un senso di piccolezza. Sì, perché è davvero il piano più grande che ci sia. I grandi della terra, il G7, il G10, il G20, il G50, il G1000, si riuniscono i grandi della terra, cercano di mettere insieme il più possibile per risolvere il problema dell'umanità. A Dio un piano per Pietro, per Andrea, per Giacomo, per Giovanni, per Corrado, cavaliere e siciliano, per ognuno di noi. E questo piano possiamo dirlo senza timore, senza pensare che ci stiamo montando la testa. È il piano più grande, la salvezza dell'umanità. Fratello, sorella, amico che sei qui e che tu dici non faccio parte di questa storia, non faccio parte di questi progetti. Dio ha previsto che tu ne faccia parte. Ti vuole inserire nel piano più importante che ci sia. La salvezza dell'umanità. È il piano
più prezioso. Ascoltate cosa dice il libro dei Proverbi, è un ordine quasi. Libera quelli che sono condotti a morte, salva quelli che vacillando vanno al supplizio. Questo è il piano. Libera quelli che sono condotti a morte. È come se spiritualmente noi vedessimo, quando usciamo fuori, Dio ci aiuti a vedere questo, a vedere con gli occhi del Signore delle schiere di condotti a morte. E noi eravamo in quella fila, ma qualcuno ci ha preso e ci ha strappato dalla fila e ci ha detto: adesso tu sei in un altro piano, adesso tu hai facoltà di liberare quelli che sono condotti al supplizio. Gesù vedeva delle cose che i discepoli non vedevano. È scritto in Giovanni, quando si preoccupano i discepoli: Signore, mangia, ma io ho un pane che voi non avete. Qualcuno dice: qualcuno gli ha portato un panino. No, il Signore dice: il mio pane è fare la volontà del Padre mio. E dice: alzate lo sguardo e guardate meglio, perché i campi biancheggiano già. C'era una raccolta di anime da fare, il piano più importante che ci sia. Attenzione, è il piano più complesso che ci sia. Non è un piano banale, non è un piano che riesce così, è il più complicato dei piani, è il più complesso dei progetti che siano mai stati ideati e devono essere attuati nella storia dell'umanità. Non è un piano semplice, le situazioni sono diverse, infinitamente diverse una dalle altre, è tutto così difficile, tante differenze. È un piano che riguarda i bambini, che hanno bisogno di essere chiamati, protetti, guidati. È un piano che riguarda gli adolescenti. È un piano che riguarda i giovani, le prospettive per il futuro. È un piano che riguarda gli uomini e le donne più avanti, con responsabilità, con famiglie. È un piano che riguarda gli anziani. È un piano complesso che riguarda tutti, ha bisogno di tutti, chiama tutti. È un piano che Dio ha ideato ed è così complesso che forse la nostra ragione non arriva a coglierlo pienamente. È il piano di Dio e in quel piano Lui ci sta chiamando. Richiede preparazione questo piano. Non possiamo pensare di essere introdotti così e dire: tutto viene così, vediamo cosa si può fare. È un piano che richiede preparazione, perché è profondo, complesso. È un piano che richiede fede, perché ci presenta davanti delle sfide. Domanda: in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, abbiamo avuto delle sfide di fede davanti a noi. Perché se non è così, vuol dire che non abbiamo toccato il piano di Dio. Il piano di Dio è così complesso che richiede fede, richiede entusiasmo, richiede forza, richiede vigore, richiede zelo. Paolo lo suggeriva quando abbiamo letto prima ai Romani. Riguardo allo zelo, non siate pigri, perché siete nel piano di Dio, un piano complesso. Non ci può permettere di essere fiacchi, molli, richiede entusiasmo, richiede ogni risorsa, richiede impegno, richiede soldi, richiede risorse, materiali, capacità, cose che possiamo portare, cose che possiamo fare, perché un piano complesso ha bisogno di tante cose, di tanti aspetti, ciascuno per parte sua, ciascuno è membro per parte sua di un piano complesso. È un piano glorioso proprio perché è complesso, è un piano così complesso in cui tutti gli elementi si incastrano perfettamente e ognuno ci deve mettere ciò per cui Dio l'ha chiamato. E io e voi siamo chiamati e facciamo parte di questo piano. Seguitemi e io farò di voi pescatori di uomini. Semplice, ma che semplice, è il piano di Dio.
cambia la storia, mette sottosopra il mondo. È complesso questo piano. È un piano, è il piano più ostacolato che ci sia. È il piano, è il progetto che ha più oppositori. L'inferno è organizzato in schiere, in gerarchie, in strategie. L'inferno è organizzato per far fallire questo piano. E quando le scritture ci dicono di non ignorare le macchinazioni del diavolo, noi ci dobbiamo rendere conto che c'è un'opposizione a questo piano, che non è un piano che, poiché viene da Dio, andrà così, viene da Dio, tutto facile, non c'è problema, strada spianata, strada lastricata, larga, in discesa. È il piano più ostacolato che ci sia, perché è il piano più ambizioso che ci sia, la salvezza dell'umanità. Perché ci deve essere la salvezza dell'umanità? Evidentemente, perché c'è qualcuno che questa umanità non la vuole salvare, ma la vuole affossare. Il diavolo ci sta mettendo tutto il suo impegno e non lo fa con trombe sonanti, dicendo sto per affossare il piano di Dio. Lo fa andando a prendere ognuno di noi. Perché il piano è così complesso, è così perfetto, è così meraviglioso, che se toglie soltanto un tassello, qualcosa si guasta. E noi non dobbiamo ignorare le macchinazioni dell'avversario. Mentre sto parlando, ha attraversato la strada una persona che frequentava questa chiesa. E il diavolo ha fatto il suo gioco e non è più qui con noi. È un piano ostacolato, è ostacolato dal nostro egoismo, quando pensiamo che viviamo solo per noi stessi, che Dio è per noi, che Dio deve fare qualcosa per noi. Non abbiamo capito qual è il piano di Dio e siamo noi stessi ostacolo al piano di Dio. Quando pensiamo che gli altri devono fare qualcosa per noi, quando pensiamo che il bene deve procedere per noi, quando pensiamo che dobbiamo avere dei vantaggi dalla grazia di Cristo per la nostra vita, per il nostro benessere, per la nostra famiglia, noi stessi con il nostro egoismo siamo ostacolo al piano di Dio. Non facciamo più nulla, non mettiamo mano all'aratro, noi siamo l'ostacolo. È il piano più ostacolato che ci sia. E voi vi rendete ben conto che se i tasselli di questo piano diventano loro stessi ostacolo al piano, allora non c'è più bisogno neanche del diavolo. Sì, è il piano più ostacolato che ci sia. Ma è il piano più emozionante che ci sia. Seguitemi e io farò di voi dei pescatori di uomini. L'emozione di vedere un'anima rinata. Per chi ha provato, chi ha visto coi suoi occhi, non devo dire nulla. Lo sappiamo. Un'anima trasformata dalla grazia di Dio. Una vita che era in un modo e adesso appartenendo a Cristo è completamente diversa. Quindi non vi sto parlando, io sto parlando di conversioni autentiche, di vite spese per il Signore, di qualcosa che entra nelle mani di Dio, diventa glorioso. Di quelle vite trasformate sto parlando. Quando noi vediamo anime salvate, noi scopriamo che questo è il piano più emozionante che ci sia. Ogni anima che noi vediamo che si salva ci fa dire nel cuore: non c'è niente di più prezioso per cui spendere la vita. Non c'è niente di più grande, non c'è niente di più vibrante nel cuore. Non c'è niente di più alto, non c'è niente di più profondo di vedere un'anima che era condotta al supplizio ora essere libera, volare in alto, essere alla presenza di Dio.
E noi siamo chiamati a far parte di questo piano. Dice il Vangelo che c'è festa in cielo per un solo peccatore che si ravvede. C'è emozione in cielo. Quanto più c'è emozione quando noi, vasi di terra, scopriamo di essere in quel piano e vediamo la gloria di questo piano, vediamo le anime distrutte, deturpate dal peccato, dall'immoralità, dalla droga, dalle dipendenze, dagli egoismi, da ogni cosa, quelle anime cambiare, essere diverse, essere luminose, vivere non per se stessi ma per la gloria del cielo. Quando noi vediamo queste cose, noi ci rendiamo conto che c'è un piano, tra tutti i piani, che è il piano più glorioso, è il piano più emozionante che ci sia. Noi dobbiamo conoscere questo piano. Seguitemi e io farò di voi dei pescatori di uomini. Alleluia. Ora, dopo aver scoperto che c'è un piano e aver conosciuto qual è il piano, ci dobbiamo inserire in questo piano. Io farò di voi. È l'impegno di Gesù. Io farò di voi. Il termine originale ha la radice del nostro verbo generare. E ci dice quindi che il Signore non sta facendo del training con noi, non ci sta educando, non ci sta facendo fare un corso di formazione. Dice: seguitemi e io farò di voi, io vi genererò come dei pescatori di uomini. È l'impegno di Gesù. Non ci facciamo noi pescatori di uomini, è l'impegno suo, ma ha una condizione riguarda noi. Seguitemi. Seguitemi. C'è un piano per voi. C'è un piano. È pronto per voi, calza a pennello per voi, è su misura per voi. Se voi non vi inserite, il piano che ho previsto non lo posso affidare a un altro. Il piano per voi è per voi. Seguitemi. Dice il passo di Proverbi che citavo prima: libera quelli che sono condotti a morte, salva quelli che vacillando vanno al supplizio. E il verso 12 dice, ascoltate, se dici, ma noi non ne sapevamo nulla, colui che pesa i cuori non lo vede forse? E non renderà egli a ciascuno secondo le sue opere? Ma noi non ne sapevamo nulla. Questo piano così grande, io guardo, se c'è da dare un supporto morale dirò: forza fratelli, andate avanti, ma io non ne sapevo nulla. Ma colui che pesa i cuori non lo vedrà forse? E siamo stati chiamati. L'impegno di Gesù è di fare di noi quello che è previsto per il suo piano per noi. Però vi voglio dire una cosa, lo dico a chi non si è reso a Cristo, lo dico anche ai miei fratelli e alle mie sorelle in fede. È il piano di Dio che dà un senso alla nostra vita. È il piano di Dio che dà senso alla vita. È il piano di Dio che dà importanza a quello che facciamo. È il piano di Dio che rende preziosa la nostra vita. Una vita che abbiamo saputo che il Signore ha chiamato a casa un suo servitore, fratello Gino Drogo, un uomo di Dio. Una vita che è spesa in modo degno di essere spesa, è una vita per cui quando non ci saremo più, di noi si dirà: hanno speso la loro vita per il Signore, hanno vissuto per le cose eterne, si sono inseriti nel piano di Dio. Non c'è niente di più prezioso. A noi ci dobbiamo inserire. Noi lo seguiamo e Lui fa il resto.
Amen. Lui fa il resto. Ci genererà, ci formerà. Io farò di voi. Voi non vi dovete preoccupare di nulla. Paolo dice: uno che va in guerra non si impiccia nelle cose di questa vita. Non dice mi manca l'attrezzatura, mi manca la tuta, mi mancano le armi. Non si impiccia di queste cose, gli vengono provvedute. Seguitemi e io vi guiderò in ogni cosa. Egli ci guida. Egli ci usa così come siamo. Avete notato che va da Pietro a Simone, va da Andrea, va da Giovanni, va da Giacomo e dice: siete pescatori? E io farò di voi pescatori d'uomini. Vi cambio natura, ma vi uso per quel che siete. Pescatori eravate. Siete capaci di fare i pescatori? Io mi userò di voi per quello che voi sapete fare. Alleluia. Ma dicevo, è un piano così grande. Egli ci aiuterà. Ci aiuterà. Ci aiuterà dandoci le parole, ci aiuterà incoraggiandoci, ci aiuterà portandoci avanti senza che ci scoraggiamo, senza che guardiamo indietro avendo posto mano all'aratro, senza che smettiamo di servirlo come Lui ci aveva chiamati. Ci incoraggerà e se sarà necessario lo farà anche in modo soprannaturale, perché ognuno di noi faccia quello che è chiamato a fare nel piano di Dio. E uno dice: io che cosa posso fare? Segui il Signore. Segui il Signore e Lui ti farà conoscere il piano. 2 giorni fa mia mamma mi ha fatto avere un libricino. Pensavo che non ci fossero più. Un libricino stampato, fotocopie, proprio banalissime, pinzate, di una missione cristiana che noi abbiamo conosciuto all'inizio della fede, vi parlo degli anni '80. A quel tempo noi non potevamo inserirci nei programmi della Chiesa, non ci era permesso. Potevamo faticosamente frequentare il culto della domenica, pur volendo essere più volte con i fratelli e fare qualcosa con la Chiesa, ma non c'era permesso. E allora quello che facevamo era ritrovarci nella camera da letto, davanti, voi sapete che per me era il lettone, perché io ero piccolo, mi sembrava enorme, ci inginocchiavamo e pregavamo. E avevamo scoperto che c'era questa piccolissima missione che sosteneva 3-4 pastori, ai tempi era in India, se non ricordo male, solo in India. Ed era l'unica cosa che potevamo fare, ma volevamo servire il Signore. E allora quando una volta al mese arrivava per posta questi 4 fogli di carta stampati, piegati, una 4 piegato a metà, un libricino così, e c'erano queste notizie stampate a macchina, si vedevano proprio le battiture, a volte qualche carattere sbagliato. E noi potevamo sostenere un bambino a distanza, ai tempi, negli anni '80 non era ancora tutto così sviluppato, ma quel bambino per noi non era soltanto un modo per dare quelle 20.000 lire ogni mese. Noi pregavamo per quel bambino, c'era la fotocopia della fotografia di questo bambino, c'erano 2 righe di notizie, per noi era cibo, era il nostro servizio al Signore. E pregavamo con tutto il cuore per Sara Vanan, si chiamava così. Era l'unico campo di servizio che avevamo. 3 bambini e una donna. Arrivava, pregavamo sui soldi e poi compilavamo il bollettino, lo pagavamo e poi bisognava mandare la ricevuta del bollettino e pregavamo. E c'era un'ansia per noi quando dovevamo mandare la lettera per far sapere ai fratelli che avevamo fatto la nostra parte, stavamo servendo il Signore, eravamo inseriti anche noi in quel piano. Che gioia! Quelli erano i nostri anni eroici. Che gioia! Il mio compito era prendere la lettera e imbucarla.
Avevo 9 anni, mia mamma preparava tutto, metteva il bollettino nella lettera, nella busta, chiudeva tutto, compilavo francobollo e io ero lì, pronto, scendevo le scale. I ragazzini di periferia a 9 anni vanno in giro senza problemi. E andavo. E io mi ricordo una volta, io ero così, ero bassino, non è che adesso sia... E la prima volta mi ricordo che l'entusiasmo era tale che non mi ero reso conto che la cassetta postale era alta. Quindi il mio entusiasmo improvvisamente si scontrò nell'ostacolo e dicevo: Signore, come faccio adesso? Saltavo, ma non arrivavo proprio, arrivavo a toccare l'imboccatura, ma non riuscivo a incastrarla perché cadesse. Ero lì, mi guardavo, non sapevo che fare, saltavo, non arrivava. Fino a che a un certo punto arriva un uomo, mi guarda, mi sorride. Aveva la barba come ce l'ho io adesso, rasata. Me lo ricordo ancora. Era castano chiaro, aveva i ricciolini e aveva gli occhi azzurri. Me lo ricordo. È fotografato, non me lo dimentico. Mi guarda, mi sorride, mi prende la busta, me la imbuca senza dire niente. Io lo guardo, sorrido e mi giro contento e rientro a casa. Ma fatti 2 passi, mi fermo per un senso di gratitudine, non avevo detto neanche grazie, mi giro e quell'uomo non c'era più. Allora, visto che non mi ritenevo un bambino visionario, entro nel negozio che era a fianco alla cassetta, entro dentro, vedono questo bambino che entra, guarda, non c'era nessuno tranne il negoziante, vedo che non c'è nessuno, esco. Faccio dei passi indietro, giro dietro l'angolo, guardo, non c'era più. E nel mio cuore ho sentito la certezza che qualcuno mi aveva aiutato a fare la mia parte nel piano di Dio. E ho saputo che Dio approvava quel piano. Dio ci aiuterà. Se noi lo seguiamo, visto che il piano è così grande, così complesso, Lui ci aiuterà a fare le cose che Lui ha previsto per noi. E uno dice: io non mi sento inserito nel piano di Dio. Io amo una frase di Lewis, uno scrittore cristiano della prima metà del Novecento. Lui immaginava così la situazione della Chiesa. Lui dice: il Re è Cristo e sta per tornare, ma nel frattempo l'usurpatore ha preso possesso del suo regno, ma il Re ha organizzato una campagna di sabotaggio e a uno per uno sta mandando le sue spie a prendere uno per uno i prigionieri fino a quando non tornerà, farà guerra all'usurpatore e lo vincerà. E noi siamo introdotti in questa campagna di sabotaggio del diavolo per strappare una per una le anime, ciascuno per parte sua, ciascuno con il ruolo suo, ciascuno con quello che il Signore l'ha chiamato a fare, ma ognuno di noi ha un piano da adempiere perché Dio l'ha previsto. E qualcuno dice: io non mi sento parte di questo piano. Anche se tu non ti senti parte, sei parte. Il problema è se ti inserisci. Ma c'è tempo. C'è ancora una possibilità. Non posso dirvi che ce ne sono 2. Vi posso dire che c'è ancora una possibilità. Ed è adesso. Non vi posso dire che la possibilità è domani. C'è ancora una possibilità. C'è ancora la possibilità, se abbiamo perso del tempo, se non abbiamo deciso,
Se eravamo nel piano e ci siamo tirati indietro, ci siamo tirati fuori, c'è ancora una possibilità. Ricordo, avevo 20 anni, una vita spesa eroicamente nei primi anni, ma poi avevo raggiunto la mia autonomia per la fede. Facevo la scuola biblica e si parlava di evangelizzazione. E io mi ricordo che un giorno a lezione sono stato preso da uno sconforto, perché a 20 anni non avevo ancora visto un'anima salvata anche per tramite mio. Ricordo che c'era Vito a fianco a me, era un uomo di una certa età, con la sua esperienza, aveva avuto modo. Io andavo a scuola, non avevo grandi esperienze di vita, e lui mi diceva: ma non ti preoccupare, c'è tempo, non ti scoraggiare, tu servi il Signore, non pretendere adesso di vedere tante anime salvate, perché stai ancora andando a scuola, non hai fatto ancora esperienze. Ma niente, la cosa mi pesava. Io volevo, ma mi rendevo conto che anche quando parlavo con i miei compagni alle scuole superiori, all'università, mi dicevano: sì, va bene, ma erano sottoposti ai genitori, quindi non potevano prendere decisioni. Io non vedevo le vite di persone che venivano in chiesa liberamente, ero scoraggiato. E questo aveva aggravato sul mio cuore il peso. Avevo iniziato a pensare che tutto quello che avevo fatto fino a quel momento era inutile. Era inutile. Ne avevo parlato anche con la mia fidanzata. Voi la conoscete, la mia fidanzata? Forse l'ho raccontato questo ai giovani e agli adolescenti. L'unica volta che l'ho vista piangere è stata nel silenzio, quando io le avevo detto: guarda, tutto quello che ho fatto è inutile, perché mi sono sforzato di servire il Signore, di fare le cose che piacevano al Signore. Non c'è frutto nella mia vita. Nessuno è andato al Signore, nessuno si è avvicinato a Cristo. Non vale a niente, tutti gli sforzi non vale a niente. L'unica volta che l'ho vista piangere era perché stava sentendo che l'uomo che aveva deciso di sposare voleva smettere di servire il Signore. Queste sono le caratteristiche che dovete scegliere, giovani e adolescenti, quando scegliete chi dovrà essere al vostro fianco. Qualcuno che piange al sapere che il compagno di vita non vuole servire il Signore. Comunque avevo lasciato tutto, la mia unica seconda crisi spirituale nella mia vita. Non volevo più servire il Signore. Fino a quando il Signore mi parlò in preghiera e mi disse: sono io che decido di fermare tutto. Tu devi semplicemente ricominciare dall'inizio. Fai quello che ti ho chiesto dall'inizio. Sapete, eravamo impegnati nella chiesa, tra i giovani, c'era la scuola biblica, i pensieri nelle chiese, aiutavamo il pastore. E il Signore mi fece sentire questa cosa: ricomincia dall'inizio. E così ho azzerato tutto. Ho detto: Signore, inizierò a seguirti semplicemente. Mi sono ricordato che all'inizio facevo una cosa. Prendevo un mazzetto di opuscoli e li andavo a distribuire. E così ho fatto. Il Signore mi ha dato una seconda possibilità di inserirmi nel suo piano. E quell'inizio è stato l'inizio del mio servizio col Signore, che mi ha portato qui questa mattina. Un servizio in crescendo, partito nel silenzio, nella solitudine, nella semplicità di un ragazzo che aveva ripreso a seguire il Signore. E ho visto anime salvate. Ho visto la gloria di Dio.
l'emozione di vedere persone trasformate dalla grazia di Dio. Se c'è qualcuno che dice io ho questo piano, francamente non mi sento dentro questo piano, sto sprecando il mio tempo, sto vivendo per me stesso. Gesù questa mattina ti dice, seguimi e io farò di te pescatore di uomini.